È un progetto vero, assolutamente, l'abbiamo revisionato insieme, abbiamo fatto quello che secondo me era utile per farlo diventare non più una chiacchiera, ma un progetto vero e quindi le cose vanno avanti. Si scrive Valdastico Nord, si legge Veneto connesso al cuore dell'Europa. Il primo tratto della Valdastico Nord, Piovene Rocchette, Pedemonte, potrebbe essere cemento e asfalto entro il 2024, almeno 6 anni di cantiere, che in altre parole significa che si potrebbe partire già entro la fine del 2018. La prima parte del progetto costa poco meno di 1,5 miliardi di euro. Il progetto originario prevede il 74% dei 38 chilometri in galleria. L'annuncio del ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio è arrivato questa mattina durante la presentazione di un accordo da 4,4 miliardi di euro per il nuovo contratto di servizio firmato tra Regione e Trenitalia, 15 anni complessivi e 1 miliardo di euro di investimenti per rinnovare la flotta e realizzare i lavori alle infrastrutture. Siamo la prima regione in Italia che firma questo contratto di servizio, per noi significherà avere 38 treni nuovi, treni ad altissima tecnologia e ovviamente svecchiare del tutto il nostro parco mezzi, visto e considerato che avremo alla fine 110 mezzi con un'età media inferiore ai 5 anni. Il governatore inoltre si è detto convinto della necessità che gli abbonamenti debbano essere differenziati in base al reddito. Ai meno abbienti, ha sottolineato, deve essere garantita la possibilità di fruire dei servizi indispensabili come il trasporto.